Va bene, siamo in diretta, eccoci, benvenuti alla conferenza stampa della 10ª edizione del Contemporary 2023, il festival di arte e di avanguardia che si svolgerà giovedì 17 agosto fino a sabato 19 agosto, un festival che sarà preceduto dalla residenza artistica iniziata già il 10 di agosto. Contemporary Festival di arte di avanguardia, uno tra i più innovativi, più vivaci festival del panorama nazionale e internazionale. L'edizione corrente che si svolge nel piccolo paese di Donori è anche quella che celebra poi il 10° anniversario, come vi dicevo, della sua fondazione. Gli artisti in residenza che saranno presenti quest'anno sono Panayotis Andrew, Satia Forte, Gianmaria Marcaccini, Davide Mariani, Miriam Montani, Fabrizio Segarici e Tecla Vali. Le opere degli artisti in residenza saranno visibili per tutta la durata del festival e la troupe del documentario sarà composta da Camilla Deita e da Marlon Sartore. Con me sono presenti Maurizio Coccia, che è il curatore del festival fin dall'esordio, e Silvia Schirru, che fa parte dell'associazione Brebus ed è la responsabile di tutta l'organizzazione del festival. Maurizio. Grazie Roberto per l'introduzione. Come hai anticipato, il festival con la sua residenza artistica ormai è riconoscibile a livello anche internazionale, direi, proprio per l'originalità della sua impostazione, che si fonda su alcuni aspetti ricorrenti, che sono quelli del confronto con la cultura e con la cittadinanza che ci ospita, con l'ambiente, e la possibilità soprattutto di mettere a frutto questo feedback costante che c'è appunto tra gli artisti in residenza e il contesto. Quest'anno in particolar modo abbiamo alcuni progetti che stanno già sviluppandosi nello spazio urbano del paese, altri che si formalizzeranno nei giorni seguenti, anche perché tra le caratteristiche del Contemporary c'è anche proprio questo di non prevedere un progetto in anticipo rispetto all'incontro con la densità, con l'atmosfera di Donori. Quindi sarà una sorpresa, sarà un processo costante in divenire, e la ricchezza di questa esperienza sarà proprio anche nel vedere sviluppare sotto gli occhi della cittadinanza una serie di realizzazioni che non sono state pensate altrove e collocate a Donori, ma sono state soppesate, sono state pensate e collocate in quello spazio. Perciò l'invito che facciamo è quello di scoprire insieme a noi questi risultati e soprattutto di fare parte di questo processo, perché alcune di queste opere saranno opere che si svilupperanno nel tempo e nello spazio, quindi la presenza anche numerosa del pubblico garantirà anche il corretto, idoneo svolgimento di questi lavori. Poi veramente seguiranno anche comunicazioni stampa più dettagliate per avere informazioni su dove e come poter aderire a questi progetti, che ora per motivi di tempo non starò ad elencare. Quindi
Anche la parte musicale quest'anno è particolarmente ricca, densa di presenze che arrivano dall'estero, sia per quanto riguarda la musica elettroacustica che anche poi la parte residua dei DJ, e senz'altro sarà un'edizione come sempre pirotecnica, un po' indisciplinata e inafferrabile come è lo spirito del contemporary, e non tradiremo le aspettative del nostro pubblico. Grazie Maurizio. Silvia. Grazie Roberto, grazie Maurizio. Come sempre il Contemporary si rivolge a tutte le espressioni culturali che si incrociano sul terreno della sperimentazione e della ricerca. Le parole chiave dell'innovazione: avanguardia, resistenza, accoglienza e condivisione sono le parole chiave del progetto che lo caratterizzano, che rifiuta ogni steccato tra linguaggi, sia tra le persone che tra i linguaggi che tra le persone. Aspettiamo tutti quanti al Contemporary, ci vediamo il 17, 18 e 19 agosto ad Onori. Grazie. Va bene, allora, intanto già questa sera si svolgerà a Cagliari in via Giardini 156B, nella sede del coworking creativo di Cultina, l'anteprima, la presentazione del Contemporary questa sera alle 19 con il DJ set di Ludovica Frau. Dopodiché ci rivediamo poi ad Onori il 17 di agosto. Il Contemporary sarà aperto dalla lecture dell'artista pugliese Sergio Raccanatti. Seguiranno poi una serie di DJ set e con la presentazione delle installazioni degli artisti e delle artiste in residenza. Da segnalare la fase finale del progetto Donori Endurance dell'artista in residenza Davide Mariani, che percorrerà l'itinerario da Serrenti a Donori. Venerdì è previsto un importante confronto ospitato dal Contemporary, psichiatrie e disuguaglianze, con lo psichiatra basagliano Giuseppe Tivaldi e la presidente dell'Associazione dei Familiari dell'Associazione Sarda per l'attuazione della riforma psichiatrica Gisela Trincas, un confronto sul disastro della salute mentale e sullo stato sempre più oppressivo, sempre più stringente delle disuguaglianze in Italia e in Sardegna. A seguire il festival proseguirà con una performance di Sergio Raccanatti, poi alle 21 con una performance di Sebastiano Giacobello, e poi a seguire performance di altri artisti e poi il DJ set. L'ultima serata, quella del 19 di agosto, partirà con la consueta tavola rotonda delle artiste e degli artisti del festival, e poi proseguirà con un'altra serie di performance e di DJ set. Ci tengo a sottolineare poi e a ringraziare i partner che sostengono da sempre il progetto Contemporary, che sono il Comune di Donori, la Fondazione di Sardegna, la Cantina Sa Defensa, l'ASARP, il Bar Florio, il Manifesto Sardo, Radio Onde Corte e Cultina. Non so se è New Polar Sound. E New Polar Sound. Roberto, vuoi concludere? Abbiamo detto tutto. Possiamo concludere la conferenza stampa se non ci sono domande da parte dei giornalisti. Bene. Grazie. Grazie.